particolare va davvero a tutti voi. Grazie di cuore, perché è stata, come dicevo prima, una serata pazzesca, una serata ricca di energia, di positività, di cose belle, di sorrisi. Io sono molto felice perché devo dire che dopo questo brutto momento del Covid la musica per fortuna ha preso il sopravvento, e quindi stiamo veramente, tutti noi artisti stiamo lavorando tantissimo per portare gioia, felicità, per portare calore. E noi questa sera avevamo tanto freddo, però con la musica ci siamo scaldati comunque, no? E siamo stati qui, quindi grazie. Ma soprattutto io parlo del mio pubblico, che è un pubblico speciale, perché noi siamo cresciuti con le sigle dei cartoni animati che veramente ci hanno fatto crescere. Noi abbiamo iniziato, io ho iniziato, ma con voi, più di 40 anni fa, pensate un po', e ho cantato da Memole, che stasera non abbiamo fatto, ma Mila e Shiro, Occhi di gatto, Vola mio mini pony, ma ne ho cantate 750 e sono 750 sorrisi davvero. Quindi io vi auguro con tutto il cuore di continuare a sognare, innanzitutto perché i sogni non hanno età, quindi possiamo sognare ed esaudire i nostri sogni, perché le sigle dei cartoni animati non hanno età, quindi le possiamo cantare sempre e comunque anche a 150 anni, ma soprattutto perché ci danno gioia e fanno battere una parte del nostro cuore che è sempre lì, e il bimbo che è lì, che vorrebbe uscire e che ogni tanto ci dice: ehi, ma mi fai divertire? Ti vuoi divertire anche tu? E allora ragazzi, la leggerezza, noi questa sera abbiamo portato leggerezza, e la leggerezza è la cosa più bella del mondo, quindi viviamo ogni tanto anche con un pochino più di leggerezza. Io vi ringrazio, spero di ritrovarvi ancora, ci sono ancora tantissimi concerti in giro per l'Italia. Seguite ovviamente il nostro Instagram, il mio e dei Gemboy, tantissimi concerti. Voglio ringraziare anche tutti coloro che oggi ci hanno invitato, ci hanno dato l'opportunità di cantare in questo bellissimo festival. Grazie ancora ragazzi, baci 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 a tutti, vi amo tantissimo. Ciao! Ragazzi, cosa dire ancora di questa eterna ragazza? Ci ha preso per mano, non so in che anno, c'era ancora Tutankhamen ed è ancora lì, c'è sempre stata e sempre ci sarà. Da un grande potere derivano grandi responsabilità e lei sa di essere la custode